Allo stand della Regione Veneto incontriamo con piacere anche Arturo Stocchetti, il presidente di Uvive, l'Unione dei Consorzi Vini Veneti. Allora Presidente, noi ci siamo incontrati non moltissimo tempo fa in terra tedesca, siamo stati a Düsseldorf per il ProWein, la più importante fiera del settore vinicolo della Germania. Vinitaly, un'altra fiera altrettanto importante ma con peculiarità molto diverse. Sì, precisiamo una cosa, che secondo me la fiera più importante rimane sempre Verona e Vinitaly. Il ProWein è nata dopo, è nata 20 anni fa, il Vinitaly ne ha molti di più, forse più del doppio. È una nuova fiera, si presenta in un modo diverso, più tecnico, qui invece c'è anche un po', diciamo, di folklore se vogliamo, ed è giusto che ci sia perché la domenica è riservata per i veronesi grandi consumatori del vino buono, però dopo abbiamo come oggi giorni operativi, quindi diciamo che la fiera a 360 gradi soddisfa di più il mercato sotto un certo aspetto, è un po' meno tecnica, ma si rivolge anche al consumatore finale, cosa che invece il ProWein non lo fa. Invece il consumatore finale è una parte importante, no, della fiera. Beh, se non ci fosse quello, dove andiamo a vendere il vino, dove andiamo a consumarlo? Diciamo che tutto si fa per arrivare al consumatore finale. Questa è la logica della vendita, del business del vino. Allora, una curiosità Presidente, allora al ProWein si parlava così della possibilità di unire un po' la presenza del Veneto in fiera. Sta andando avanti questo discorso? Assolutamente sì, direi che è stata una grande scommessa mia e del mio consiglio di amministrazione, ci stiamo riuscendo e probabilmente già il prossimo anno, già d'accordo anche con l'assessorato al turismo, l'assessorato all'agricoltura, che è di competenza, sicuramente riusciremo a mettere insieme, forse non dico un padiglione ma quasi, del ProWein, dove andremo tutti insieme con un cappello del Veneto, quindi sarà una nostra vittoria del mio consiglio di amministrazione. Grazie Arturo Stocchetti, Presidente di Uvive, buon Vinitaly anche a lei. Grazie.